Alla presenza delle massime autorità lionistiche della Sicilia, ieri sera è stato costituito il Lions Club Valle dei Templi di Agrigento, la cui presidente è Mariella Antinoro, affiancata dal direttivo composto da Lea Gebbia, segretaria, Sonia Siracusa, cerimoniere, Alessandro Cibella, tesoriere, Susi Acona, primo vicepresidente, Francesco Pira, secondo vicepresidente, Gaetano Liotta, presidente del comitato soci. All'iniziativa ha portato il saluto della città il sindaco Firetto, una suggestiva e sobria cerimonia che ha segnato la consegna della charter con la posizione delle firme dei soci fondatori, l'ingresso dei nuovi, la consegna dei simboli del Lions che ha anche avuto lo scopo di ripercorrere tappe, programmi e credo dell'impegno lionistico in Sicilia e nel mondo. È un momento di gioia quello che stiamo attraversando questa sera, io con tutta la mia squadra, perché il Club Agrigento Valle dei Templi è entrato con la firma della charter, la carta costitutiva, da parte del governatore, consegnata dal governatore. Il club è entrato ufficialmente a far parte del Lions Club International, la più grande organizzazione di servizio al mondo, ed è proprio per questo servizio che la squadra unita da sentimenti di amicizia, sentimenti di concretezza, di appartenenza all'ionismo e soprattutto di rinnovamento, che si stringe per poter cominciare a lavorare sodo, scendere nel territorio e vedere quali sono i bisogni della comunità e cominciare ad esprimere il proprio We Serve. Una serata di gioia, la nascita di un club, soprattutto anche in questa zona, non farà altro che arricchire positivamente anche di nuova linfa, di nuove energie, soprattutto questa comunità. Io ritengo che ogni club Lions che cresce sono delle braccia che si mettono sempre più a disposizione della comunità. In Sicilia siamo arrivati adesso a un numero non indifferente, 112 club, per un numero complessivo di 3.000 e quasi 500 soci Lions, è davvero un numero straordinario di professionisti che si mettono a disposizione degli altri, una cosa davvero bella. I Lions che prestano in maniera disinteressata e gratuita il proprio servizio, è sicuramente un esempio non indifferente. Oggi abbiamo assistito qui a un momento celebrativo non solo della nascita del club, ma sicuramente anche della storia dei Lions. Ecco, i Lions che in 102 anni hanno sicuramente contribuito a cambiare le sorti del mondo, perché dobbiamo sapere che l'associazione Lions International oggi fa parte anche all'ONU, e devo dire che la nostra presenza a livello planetario è veramente incredibile. Facciamo parte in oltre 220 stati, nazioni o paesi. Devo dire che questa è una cosa davvero importante, e i Lions arrivano anche dove gli altri non riescono ad arrivare. La nostra è una missione laica e questo fa sì che di fatto, ecco, la nostra azione è accettata da tutti e diventa una cosa davvero bella. Noi attraverso la nostra fondazione, la LCAF, riusciamo veramente a fare delle iniziative veramente sorprendenti e importanti, che diventano iniziative anche nel campo della lotta alla cecità fluviale, cecità infantile, alle campagne Satifest 1 e Satifest 2, all'acquisto del vaccino contro il morbillo. Devo dire che Lions nel mondo significa anche, attraverso la fondazione, gli interventi in caso di calamità naturali, disastri, alluvioni, terremoti, tsunami. Questo è Lions. Lions è passione, Lions è amore, Lions è soprattutto il piacere di stare insieme sotto l'egida del We Serve.